Coach Luca Secchi, quanto brucia, quanto fa male questa sconfitta, la prima in campionato netta della SEAP delle Cardilo Aragona? Guarda, voglio prendere il bicchiere mezzo pieno e dirti meglio adesso perché secondo me ci sono tanti spunti di riflessione da fare su una partita come questa. Primo, per un discorso di mentalità generale, mi sono un po' stufato di sentire che ci sono campi facili, no, non è così, non esistono campi facili in questo campionato, non esistono squadre facili e quindi noi dobbiamo fare un bel bagno di umiltà e di attenzione da questo punto di vista e dopo convivere anche col fatto che siamo una squadra molto forte in questa categoria, perciò pensare di lottare per la vittoria è il nostro obiettivo e nel cercare di lottare per questo risultato qui dobbiamo essere anche in grado di saper sopportare qualche pressione, soprattutto quando in campo le cose come oggi non funzionano in alcuni fondamentali come invece sono andati solitamente. Mi dispiace che in una gara in cui magari la ricezione non è andata benissimo, soprattutto nei primi due set, siamo invece mancati nei fondamentali un po' più di volontà e di attenzione, cioè in difesa e in copertura d'attacco. Questo oggettivamente mi dispiace molto, però ti ripeto, meglio adesso, meglio prendere coscienza adesso che non abbiamo margini di disattenzione, a maggior ragione quando vieni in campi come questo e giochi contro squadre sempre vogliose di fare il risultato contro di noi. Tanti applausi ad Arzano che ha fatto una partita spinta, coraggiosa, in tutti i fondamentali, hanno tirato la battuta, hanno tirato l'attacco, sono state molto attente, molto concentrate e hanno oggettivamente meritato la vittoria. E adesso vedremo comunque insieme al mister, riguardando la partita sicuramente, il perché. È palese il fatto che comunque loro abbiano giocato una ottima partita, noi abbiamo giocato ovviamente, come si è visto, al di sotto delle nostre potenzialità, abbiamo ricevuto molto male, cosa che non era mai capitata durante le altre partite. Il discorso del pallone non è un alibi, non lo voglio neanche nominare, il fatto che abbiamo giocato con un pallone diverso dal solito. Quando ci sono queste difficoltà deve venire fuori un po' di carattere, deve venire fuori un po' di testa in più che non c'è stata, quindi al di là della ricezione poi abbiamo costruito male anche come col secondo tocco e in attacco siamo stati più fallose del solito, diciamo un po' tutto non è andato. Ci sta, nel senso che comunque prima o poi doveva capitare, sinceramente credo che ci farà solo che bene, perché quando ti abitui a vincere sempre a punteggio pieno ti dimentichi un po' l'umiltà e noi secondo me dobbiamo tornare a lavorare con più umili di prima, non che non fossimo umili, però con più attenzione, perché questo campionato è duro e se dobbiamo vincere non ce lo regalerà nessuno, quindi complimenti a loro perché hanno fatto un'ottima partita, però dalla settimana prossima sicuramente dobbiamo entrare in campo già in allenamento con un'altra testa. Aragona. Beh, guarda, c'è poco da analizzare perché si è vista oggi una SEAP dalle Cardillo con la testa ancora ad Aragona, da Agrigento, quindi è inutile piangere sul latte versato, una squadra che non ha dimostrato stasera carattere, fisicamente l'ho vista a terra senza mordente, quindi 4 ragazzine che hanno dato lezione a quelle che si sentono senatrici. Se vogliono vincere il campionato questo è un campanello d'allarme per tutti noi, quindi facciamo tesoro di questa sconfitta, sicuramente qualcosa cambierà in settimana perché così come sono impostati determinati ritmi di lavoro a me non mi vanno, ne parlerò con l'allenatore, ne parlerò con il capitano. Sicuramente fa male, brucia perché viene dopo una serie di risultati positivi. Oggi ho visto una squadra spenta, proprio senza mordente, e quindi merito all'Arzano che ci hanno messo alle corde.